nostre spalle il Museo della Battaglia. Il Museo della Battaglia è contenuto all'interno di quello che era il palazzo della Municipalità di Ceneda, un palazzo storico per il quale si è anche fatto il nome come architetto del grande Sansovino, un palazzo affrescato nella sua loggia esterna da Pomponio Malteo e affrescato all'interno nel salone principale da un artista del 1800, Giovanni de Min. Il Museo della Battaglia ha recentemente, negli anni dal 12 al 14, subito una radicale trasformazione, un restauro che l'ha revisionato, ripensando completamente quello che è il percorso allestitivo, espositivo all'interno e creando quindi un museo molto moderno dal punto di vista della fruizione, perché permette di percorrere su 3 livelli diversi un itinerario all'interno di una trincea che poi vedremo, il percorso all'interno della città occupata e la battaglia di Vittorio Veneto e il mito all'ultimo piano. Il Museo della Battaglia raccoglie la collezione di uno dei famosi ragazzi del 99, il dottor Luigi Marson, che finita la guerra decide di creare una sua collezione privata raccogliendo tutti i cimeli dalle armi agli oggetti, alle lettere, alle fotografie, tutto ciò che poteva raccontare e ricordare la Prima Guerra Mondiale. Marson poi donerà questa sua collezione alla città di Vittorio Veneto e da qui nascerà il Museo della Battaglia. Il Museo della Battaglia, che nasce quindi inizialmente come, secondo una concezione di allestimento dell'epoca, come una raccolta semplicemente di cimeli, e che il restauro recente ha voluto invece ripensare donandolo e proponendolo alla città e ai visitatori come un percorso di visita immersivo ed emozionale. Siamo entrati ora all'interno del Museo della Battaglia e siamo nella parte più intensa dal punto di vista emozionale del museo, cioè quella che ricostruisce la trincea e la ricostruisce sia nella forma schematica, nel percorso della trincea, la ricostruisce perché all'interno di questi spazi noi possiamo percepire i rumori e anche il movimento del suolo e quindi avere la sensazione abbastanza precisa di quello che potevano vivere i soldati in quella drammatica situazione. Dalla trincea ci siamo spostati al primo piano del Museo della Battaglia, dove è stato ricostruito sapientemente uno spaccato della città nel 17-18, l'anno terribile, l'anno cosiddetto della fame. La città era occupata e nella città si parlavano 15 diversi idiomi, una babele linguistica quindi che caratterizzava una città svuotata dagli uomini, dove vivevano soltanto vecchi, donne e bambini tra 1000 difficoltà. Il museo riesce a ricostruire tutto ciò riproponendo, lo vedete alle mie spalle, la fotografia e l'immagine della città di Vittorio Veneto, in particolare di Serravalle, e inserendo all'interno di bacheche e di cassetti elementi tratti dalla vita quotidiana come lettere, fotografie. La sensazione quindi è quella di entrare all'interno della città occupata di allora, all'interno di quelle case, e aprendo questi cassetti scoprire quella che era la difficoltà incredibile dell'esistenza di allora.
Qui siamo sempre al primo piano del Museo della Battaglia, nella sala definita Armeria Marson, perché qui sono contenute le armi che quel giovane ragazzo del 99 aveva raccolto, armi che appartengono ai vari eserciti e che testimoniano quella che era la sua passione di collezionista. Siamo saliti al piano superiore del Museo della Battaglia e qui nell'intervento di restauro che, come vi dicevo, si è verificato tra il 12 e il 14, l'idea è stata quella di mantenere il museo così com'era, quindi con un percorso che assecondi quella che era stata la iniziale volontà di raccogliere questi cimeli. Siamo nella Sala degli Eroi e quelli che vedete alle mie spalle sono i nomi dei nostri concittadini, i vittoriesi, che hanno perso la vita durante il combattimento. All'interno di questa sala è conservato il cimelio forse più significativo, anche se sicuramente meno importante dal punto di vista dell'oggetto materiale. È un piccolo rosario. È un rosario che il giovane ragazzo del 99, Marson, aveva tolto dalle mani di un soldato ungherese morto in un campo di battaglia e lui ci raccontò che proprio quel piccolo oggetto gli aveva dato il desiderio e aveva messo in lui quella volontà di raccogliere per testimoniare, per non far dimenticare. All'interno di questa sala vedete alle mie spalle una bacheca in vetro di Murano, all'interno della quale sono raccolte le bandiere di alcuni degli eserciti che hanno combattuto durante la Prima Guerra Mondiale. Qui siamo nella sala più importante del Museo della Battaglia, era l'aula civica del Palazzo della Municipalità di Ceneda ed è stata liberata appunto con il restauro per poter far vedere ed essere utilizzata come luogo di rappresentanza, come sede di conferenze ed altre attività. La cosa straordinaria di questa sala sono le decorazioni ad affresco che decorano le pareti, tutte realizzate da forse uno dei più grandi frescanti della prima metà dell'Ottocento, che è il Demin, artista che era molto apprezzato anche dal grande Canova e con un linguaggio che unisce la rilettura storica della classicità e quindi il neoclassicismo imperante in quell'epoca con la tradizione pittorica soprattutto del 5-700 veneto, riesce a rappresentare una serie di scene che riguardano i momenti salienti più importanti della storia di Ceneda. L'aspetto interessante di questo salone è determinato anche da un soffitto sul quale c'è un percorso di stemmi di tutti i vescovi di Ceneda, tra i quali due sono molto importanti, cioè quello del primo vescovo Lorenzo da Ponte e quello di Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni Paolo I.